Ecologia e Libertà ha concluso adesso il congresso, ci verrà impegnati poi successivamente nei congressi provinciali, regionali e nazionali, e per Mogliano nello specifico il nostro istituto ha rieletto il nuovo coordinatore che il vecchio nuovo e vi diamo appunto la notizia ufficiale che il nostro coordinatore è Luigi Amendi. E vai. Abbiamo ritenuto importante questo incontro con la cittadinanza per mettere a confronto i candidati del centro-sinistra che si propongono per le primarie, perché abbiamo a cuore molti temi relativi alla nostra città e crediamo sia giusto un approfondimento, comunque un dialogo che sia aperto e costruttivo tra coloro che ambiscono appunto a coprire la carica di sindaco di Mogliano. Io mi limito a lasciare il posto e la parola ai candidati, chiederò ai candidati che si presentino loro stessi, per cui grazie. Grazie Giovanna. Io innanzitutto ringrazio tutti voi che siete venuti. Sinistra Ecologia e Libertà, sapete che è un partito nuovo, siamo nati nel 2010 con il congresso di Firenze, come circolo ci siamo costituiti nel 2011 e siamo stati attivi fin da subito sulla politica sia nazionale che cittadina che provinciale, infatti io sono un consigliere provinciale e certamente non abbiamo anche, come dire, la tradizione storica di molte forze che esistono in questa città e che sono state anche di fatto la vera storia del nostro centro-sinistra, insomma. SEL vede bene questa coalizione finalmente unita, come ho detto anche l'altra volta alla conferenza stampa, perché secondo me la città ha bisogno di vedere unità nel centro-sinistra, ma un'unità vera, un'unità che non deve essere solo di facciata, ma un'unità molto forte, e soprattutto la sensazione che noi abbiamo è che ci sono dei temi a cui bisogna dare risposte, che purtroppo per anni sono stati. Io leggevo dei vecchi scritti del compagno Pino, che non c'è più, e si ribadivano con cui il nostro circolo è intitolato, e di fatto i temi sono rimasti uguali tra noi in quasi 10 anni, 15 anni, non è assolutamente cambiato nulla in questa città. I temi li conoscete forse sicuramente anche meglio di me. Sono temi che questa giunta non è riuscita assolutamente ad affrontare. Abbiamo un sindaco che io considero una persona molto particolare, per non dire mezzo matto, perché in un momento in cui c'è una crisi di lavoro noi siamo diventate la città delle prostitute. Devo dire che c'è proprio un distacco dalla realtà. Io sono appena uscita dalla commissione lavoro della provincia, noi perdiamo 280 posti di lavoro al mese, quindi vedete soltanto di rapporti collettivi, quindi il doppio sono i licenziamenti individuali. SEL sicuramente pone come il pregiudiziale sul suo programma il lavoro al centro di tutto, perché al di là che c'è scritto anche sulla Costituzione, che in questo momento è vergognosamente attaccato dal governo, e per noi la Costituzione, dove l'articolo 1 della Repubblica è fondata sul lavoro, per noi ci sembra una grande presa in giro. Lavoro al centro, su tutti i giornali state vedendo le crisi che stanno accadendo una dietro l'altra in tutti i settori più importanti della nostra provincia e soprattutto anche della nostra città, perché alla fine avete visto che con gli anni il nostro centro storico si è trasformato da già un centro storico che aveva delle carenze, adesso è diventato sempre il centro storico di Monte Carlo, abbiamo 6 banche, io onestamente non riesco a capire tutti questi soldi, questo reddito medio dei moglianesimi, meno male, insomma, che è alto. E per quanto riguarda i temi forti nostri, poi noi adesso daremo spazio logicamente ai candidati, poi faremo delle domande, perché in base a quelle noi, non avendo espresso un candidato come Sinistra Ecologia e Libertà, noi domani ci vedremo
in base veramente alle risposte che verranno date su determinati tipi di domande, noi valuteremo in maniera molto serena l'appoggio a quale o quali candidati possono essere espressi per quanto riguarda Sinistra Ecologia e Libertà. Da parte nostra ci conoscete, insomma, noi promettiamo grande impegno, saremo la parte sinistra della coalizione, ci piace dirlo ancora questa parola, insomma, cioè noi non ci vergogniamo a essere, scusami, giustamente siamo due parti sinistre, c'è giustamente il compagno Pallotto, mi scuso con Francesco, due compagni è meglio che zero, insomma, sinceramente per quanto mi riguarda. Non ci non ci vergogniamo quindi a dire ancora la parola sinistra, sta perfino nel nome del nostro simbolo, quindi insomma, ci chiamiamo Sinistra Ecologia e Libertà, perché sinistra per noi sono tutto ciò che sono i diritti delle persone, la libertà, l'espressività delle stesse, l'ecologia, sapete quanto noi stanno ancora al tema, i temi della salvaguardia dell'ambiente che ci vedono sempre in prima linea. Insomma. Io vi ringrazio ancora e io darei spazio, adesso io e Fiorella lasciamo il spazio ai tre candidati che ringrazio veramente di cuore. Devo aggiungere che l'altro candidato, Alberto Biernini, si è scusato, che non ha mandato una mail personale, che si è scusato che non poteva, ma aveva degli impegni già programmati prima e quindi vi saluto a tutti quanti e spero che ci sia un'altra occasione per questo confronto tra tutti noi. Grazie. I candidati, se potete venire, perché alla fine noi, se avete la possibilità di esprimere anche ciò che voi pensate della città in maniera e poi grazie. Se poi togliete gli Eskimo venite a vedere fotografie. A ruota libera. Voi siete la città in questo momento. Intanto mi presento per chi mi conoscesse già, sono Carola Arena, sono appunto uno dei 4 candidati alle primarie della coalizione di centro-sinistra. E la mia candidatura è sostenuta dal Partito Democratico e da una lista civica che si chiama Mogliano 2024, che è un nuovo soggetto politico che nasce fondamentalmente attorno al progetto con il quale io mi sono presentata la mia candidatura al Partito Democratico. Ed è un progetto il cui titolo, già dal titolo, insomma, Mogliano 2024, che alcuni si sono chiesti cosa significhi, pone l'attenzione sulla necessità. 2024 vuol dire sostanzialmente 2014-2024, 10 anni di buona amministrazione. E questo perché? Ritengo che sia importantissimo che oggi si riparta da un progetto proprio ampio per questa città. E questo ritengo sia necessario se vogliamo cambiare davvero le cose. Ad oggi questa amministrazione in modo particolare, però bisogna essere molto seri quando analizziamo la situazione attuale, quella odierna, e come diceva bene Luigi prima, ad oggi abbiamo una città i cui problemi sono gli stessi che c'erano 4 anni fa. Ma aggiungo io, sono problemi davvero di lunga data, per cui se noi vogliamo ripartire e partire in questo nostro progetto di centro-sinistra col piede giusto,
dobbiamo fare un'analisi molto seria e onesta nei confronti, proprio ponendoci nei confronti dei cittadini. Ci sono tutta una serie di problemi, ne cito alcuni, per parlare di cose concrete, penso al GRIS, penso al centro giovani, penso alla stessa bassissima qualità e impoverimento del nostro centro storico, penso all'area Macevi e potrei continuare davvero per molto ancora. Sono problemi che è vero che peggiorano, che sono peggiorati in questi ultimi 4 anni, ma sono problemi di lunga data. Aggiungo un tema particolare che è SPL, perché anche questo la storia di SPL viene da lontano. Allora, se noi vogliamo partire col piede giusto, dobbiamo dire una cosa molto concreta, cioè che bisogna davvero che con molta serietà si punti al rinnovamento. Cosa vuol dire rinnovamento? Rinnovamento, guardate, non è semplicemente ringiovanimento dei volti, non è la rottamazione. Rinnovamento significa certamente anche rinnovamento delle persone che ci mettono la faccia, che si impegnano in prima persona, ma significa anche una cosa molto precisa, significa anche rinnovamento in quello che è lo stile, il metodo di amministrare. Io credo che per amministrare bene, per ripartire bene, dobbiamo pensare innanzitutto a puntare a 2 aspetti in cui io credo tantissimo e che sono davvero mancati, soprattutto in questi ultimi 4 anni, ma credo che la storia sia ancora precedente, ossia all'etica e alla trasparenza. E l'altro aspetto fondamentale è quello della partecipazione. Allora, parto dalla partecipazione. Cosa significa partecipazione? Noi stiamo condividendo dei punti e delle linee guida programmatiche che abbiamo scritto assieme come coalizione. E tra questi c'è anche la partecipazione e noi abbiamo messo un titolo generale a questa partecipazione perché c'erano forse delle posizioni leggermente diverse. Io vi spiego che cosa intendo io per partecipazione. Allora, partecipazione parte sicuramente dall'ascolto dei cittadini, ma non si limita a questo, non si può limitare a questo. Noi dobbiamo invertire la rotta e dobbiamo riavvicinarci alla gente attraverso l'ascolto innanzitutto, ma poi attraverso il coinvolgimento delle persone, dei cittadini. E questo è possibile unicamente se noi cambiamo proprio anche il funzionamento della macchina amministrativa. Questo vuol dire fare il programma assieme ai cittadini, certamente con degli obiettivi che sono già quelli che abbiamo in qualche maniera precisato, ma vuol dire anche un'altra cosa, vuol dire che assieme ai cittadini in qualche maniera si governa. Cosa vuol dire questo? Ci sono già dei posti, dei luoghi, dei comuni dove questo viene fatto e viene fatto con successo. Penso al caso a noi vicino di Feltre. Vuol dire che coloro con cui tu lavori per stendere, per redigere il programma, sta accanto a te amministrazione, anche nella fase proprio dell'amministrare la città. Vuol dire che i gruppi che noi chiamiamo in gergo gruppi di lavoro tematici rimangono in piedi anche durante tutta l'amministrazione. E questo, guardate, vuol dire una cosa molto importante, vuol dire mettere al centro dell'azione politica e di governo della città i cittadini, perché questi gruppi di lavoro che poi diventano consulte, certo ci vuole una variazione poi del regolamento comunale, ma è una cosa assolutamente fattibile, lo stanno già facendo. Questi gruppi di lavoro hanno dei ruoli ben precisi durante tutta la legislatura. Significa che con loro non solo si modifica o si verifica il programma, ciò che è stato fatto assieme, ma queste consulte hanno anche un potere deliberativo.
Significa quindi condividere anche i problemi che si incontrano durante l'amministrazione, perché ci sono dei problemi che vengono fuori anche negli anni, ecco, e che magari non erano stati presi in considerazione. E in più vuol dire un'altra cosa, che i cittadini che vogliono mettersi in gioco controllano anche quello che l'amministrazione davvero fa. Questo è un modo per invertire quella tendenza purtroppo in atto che sta portando i cittadini, i residenti di una città anche come la nostra ad allontanarsi dalla politica. E io credo che questo debba essere un nostro obiettivo, per me lo è sicuramente. La trasparenza, lo dicevo prima, è un altro punto fondamentale, e quindi il bilancio trasparente, tutte le azioni, ma già attraverso quell'impostazione che vi dicevo prima della partecipazione, tu rendi trasparente ciò che fai, ciò che l'amministrazione fa. E quindi questi due che io definisco due gambe sono ciò che porta avanti e che deve sostenere l'azione dell'amministrazione. Detto questo, io ho innanzitutto una priorità. Allora, abbiamo detto che ci sono molti problemi irrisolti. Chi prenderà, io credo che tutti noi con impegno e serietà e con convincimento siamo qua, no? E ci stiamo mettendo in gioco. Io credo che questi problemi, tutti questi problemi che ci sono e che sono rimasti irrisolti, dal mio punto di vista devono però essere affrontati con un occhio di riguardo e quindi con una declinazione che deve essere quella di affrontare tutto tutelando il più possibile gli ultimi. E quando dico ultimi, guardate, intendo dire una serie di categorie. E gli ultimi sono ultimi da un punto di vista economico, e penso alle famiglie in difficoltà, ma penso anche alle attività economiche che esistono a Mogliano. Ci sono molte attività anche a Mogliano che stanno chiudendo i battenti. C'è un commercio minuto che sta sparendo, lo diceva bene prima Luigi, abbiamo un centro storico sostanzialmente che si sta svuotando gradualmente di attività commerciali, ci sono praticamente rimaste solo le banche e qualche negozietto che però fa davvero difficoltà ad andare avanti. Con gli ultimi intendo dire anche chi ha gli anziani. Gli anziani che sono abbandonati, ci sono stati dei tagli al sociale notevoli, e prima c'era un servizio anche che portava i pasti caldi, adesso questo è stato tagliato, e gli anziani vanno tutelati, ma con ultimi, e non me ne vogliano i giovani che sono presenti qua, io ci metto anche i giovani, nel senso che sono stati considerati gli ultimi da questa amministrazione in modo particolare. Penso alla mancanza di spazi per i giovani, penso al fatto che ci sono molti giovani che hanno difficoltà nel trovare lavoro, nel trovare anche opportunità, anche da un punto di vista culturale, di crescita quindi culturale, scolastica culturale. E quindi come vedete quando parlo poi, penso ai disabili, penso a quelli che agli ammalati. E quindi mi viene in mente immediatamente il GRIS, mi viene in mente il problema del distretto sociosanitario che continua a non decollare, e un luogo importante come il GRIS, che è un pezzo storico di Mogliano, che ha grandissime potenzialità e che è rimasto là, sta decadendo, sta andando giù a pezzi e nessuno se ne occupa. Ecco, io credo che con questo occhio vadano affrontate, con questa sensibilità, debbano essere affrontati tutti i problemi irrisolti a Mogliano. Questo è il mio punto di vista e così intendo affrontare il programma, per scendere poi nel dettaglio con cose, con aspetti concreti.
e credo che sia doveroso per noi. Noi siamo la coalizione di centro-sinistra e credo che noi dobbiamo porre al centro questo aspetto. So che tra di noi c'è questa sensibilità spiccata, ecco, lasciamola volare questa sensibilità spiccata, lavoriamo su questo aspetto. Io so che molti moglianesi si aspettano da noi un grandissimo contributo da questo punto di vista. Poi ci sono anche gli immigrati tra gli ultimi, non li metto per ultimi perché sono i meno importanti nella mia scaletta, ma anche su questo noi dobbiamo pensare a un recupero di queste persone che vivono a Mogliano, sono a tutti gli effetti dei residenti a Mogliano. Noi abbiamo fatto anche la scelta di renderli partecipi, no, di questo nostro momento che è quello delle primarie di coalizione, e se l'abbiamo fatto, se abbiamo deciso di far partecipare anche gli immigrati, è perché siamo convinti che a loro spetti anche il diritto di scegliere, almeno in questa occasione, di scegliere chi li può rappresentare, anche se poi non potranno votare purtroppo. E quindi questo è il senso, no, in cui noi abbiamo deciso di farli partecipare alle primarie. Quindi dobbiamo immaginare anche per loro un modo, delle modalità affinché i loro diritti vengano tutelati, vengano rispettati, affinché loro possano avere voce e affinché loro possano integrarsi nella nostra società. Ecco, io mi fermo qua, poi anche perché trovo giusto dare qua distribuzione temporale, e poi sono a disposizione per... Posso permettermi, visto che siamo in una sala piccola e a me il microfono quando posso preferisco non usarlo, mi sentite tutti quanti? Io sono Arthur Carponi Schitta e abbiamo cominciato come lista a Mogliano a raccogliere le firme per la mia candidatura e grazie di essere qui, grazie all'invito di SEL. Noi siamo una lista civica neocostituita e in fase di crescita. Come penso tanti saprete, io mi ero candidato anche l'altra volta facendo una corsa in solitaria, diciamo trasversale o al centro, a secondo di come preferiate. Da lì in opposizione assolutamente all'amministrazione Azzolini e Lega, che era tale fin dalla campagna elettorale, che poi è diventata Azzolini, Lega e PDL. Non sono riuscito a diventare consigliere comunale nonostante il 5% per il premio di maggioranza, e di questo mi duole. E da lì ho cominciato a conoscere meglio le altre persone che si erano opposte in campagna elettorale, poi in seguito in consiglio comunale, per chi c'è, e fuori come associazioni, come persone, come movimenti a questa amministrazione. E se ci eravamo resi conto fin dall'inizio, fin ancora dalla campagna, che molte cose ci legavano a livello di programma, a livello di valori, a livello di ideali, poco a poco il lavoro è sempre stato più stretto e più vicino, finché quando adesso, avvicinandoci alle scadenze dell'anno prossimo, mi sono chiesto cosa fare, cosa non fare, eccetera, eccetera, per me è stato assolutamente naturale l'idea di una coalizione di centro-sinistra con le persone che sono a questo tavolo e con le forze che penso la maggior parte di voi rappresentino, oltre ai cittadini che ci sono oggi. Molto di quello che ha detto Carola penso che lo condividiamo, per cui io cercherò di non, neanche per annoiarvi, ripetere quello che è stato detto sulla partecipazione, che è uno dei valori su cui ci troviamo d'accordo, e sulla trasparenza. Sulla trasparenza mi permetto di aggiungere qualcosa. Trasparenza è un concetto molto largo, vasto. Si può essere anche trasparenti senza esserlo veramente. Tradotto in altri termini, una lastra di vetro è trasparente, ma se tu non sei in grado di interpretare ciò che c'è dall'altra parte, perché quello che vedi non lo capisci, non si è trasparenti. Io credo che sia intenzione di tutti noi, ma in particolare mia, che la trasparenza diventi una lente di ingrandimento, non solamente uno specchio, un vetro. Oggi il Comune di Mogliano non è particolarmente trasparente, perfino il sito internet, tanto per dirne una, è difficile da consultare e un cittadino normale che non abbia da perderci dentro 2 ore fa fatica a trovare. Eppure le delibere comunali sono dentro, eppure le delibere di consiglio, le delibere di giunta, tutti gli atti, ma perfino un cittadino non riesce a trovarli e ad interpretarli. Il bilancio
È un atto pubblico che se volete andate in comune e lo consultate, ma un cittadino normale non è assolutamente in grado di capire che cosa ci sia scritto. Partecipazione e trasparenza significa non solo rendere pubblico, perché la maggior parte degli atti sono già assolutamente pubblici per tutti i cittadini, ma vuol dire spiegare, vuol dire fornire gli strumenti e l'interpretazione perché il cittadino possa capire che cosa ha davanti. E a questo punto vengo su un altro tema che a me sta molto a cuore. Io cerco di non entrerò specificamente su temi amministrativi perché mi avete detto che avete delle domande, immagino che siano giusto Gigi. Per cui non vi parlo di Centro Giovani, non vi parlo di SPL, non vi parlo di Molius / Macelli, perché penso che le domande poi o di Gris. L'onestà. Non si può dire che a parte avere la Guardia di Finanza in comune un giorno sì un giorno no, e a parte avere 18.000 vertenze legali con i soci di tutte quante le società partecipate di Mogliano e con tutti gli ex soci eccetera eccetera, a parte questo non si può dire che siano disonesti, perché disonesti di solito si finisce in galera, però si può essere anche diversamente onesti, come amo dire io, ossia si può fare qualcosa che è legittimo ma che è talmente inopportuno politicamente, talmente inopportuno socialmente, soprattutto in un periodo come questo in cui tutti quanti gli enti, oltre che la società, vivono di vacche magre, che le spese che uno fa, pur se legittime, non sono spese giustificabili. Io l'altra volta mi ero scornato un sacco in campagna elettorale sulla questione del direttore generale, che era già stato nominato in passato, sempre scelto, se non erro, tra i fedelissimi del sindaco Azzolini, ed è stato rinominato tra i primi atti di questa nuova amministrazione scegliendo dalle file della Lega. Prima che Giovanni Azzolini diventasse sindaco di questa città non si era mai avvertito il bisogno di avere un direttore generale. Dirigente dei dirigenti che tra stipendio netto, poi il lordo e poi le spese aggiuntive che come sapete i dipendenti pubblici, una parte del lordo in realtà è dentro un altro capitolo, viene a costare tra i 140 e i 150 mila euro all'anno alla città. È una spesa pazzesca, è una spesa che probabilmente neanche nel periodo delle vacche grasse sarebbe stata giustificabile, ma che in un momento in cui si vive una situazione di crisi, in cui ci sono delle emergenze sociali, in cui alcuni servizi essenziali, minimi, che un comune offre alla città vengono tagliati, è una spesa che non è tollerabile, è una spesa secondo me oscena. La comunicazione istituzionale, certo, nel momento in cui il comune avesse un bilancio di 50 milioni di euro, spendere 40 mila euro all'anno per mandare il giornalino in cui spieghiamo ai cittadini quanto siamo bravi come amministratori è una cosa fattibile, ma nel momento in cui 40.000 euro all'anno possono cambiare il destino di un servizio nell'ambito del sociale, nell'ambito della cultura e in tutti gli altri ambiti, e in cui siamo presi come comune con la corda, il cappio al collo con le banche, anche quei 40.000 euro diventano una forma sbagliata di spesa. Queste forme sbagliate di spesa ce ne sono tante, potremmo fare tantissimi esempi, immagino. Sono le prime cose da cui partire, perché io sono molto concreto e gli ideali cerco di ridurli sempre a ciò che in realtà si può fare. Noi abbiamo delle priorità su cui siamo tutti d'accordo, perché sennò non saremmo in coalizione insieme, e il tavolo programmatico a cui abbiamo lavorato per stabilire delle linee guida è riuscito ad andare, penso, anche ben oltre le nostre più rosee aspettative, perché eravamo talmente tanto d'accordo che dalle linee guida generali siamo arrivati a stabilire quasi un programma amministrativo, non del tutto, alcune soluzioni poi cambieranno e cambieranno da candidato a candidato, ma siamo andati molto avanti. La mia interpretazione generale su quello che dovrebbe fare l'amministrazione è questa: l'amministrazione deve essere onesta fino in fondo, onesta intellettualmente, andando a tagliare tutte quelle spese che in realtà si possono giustificare dal punto di vista legale, cioè io posso spenderle senza che qualcuno mi venga a casa e dirmi sei stato, hai violato qualche norma, ma che non sono giustificabili dal punto di vista morale, in questo periodo tanto più. E a quel punto, secondo una scala di priorità e secondo una scala di grande concretezza, andare ad investirle per il bene della città, andare ad investirle anche su cose che è difficile fare, perché ve ne dico un'altra per farvi capire che cosa intendo con concretezza. Il comune di Mogliano ha una situazione debitoria che lo affligge, che è pazzesca. Oggi il sindaco ci dice, spendendo sempre soldi del comune, ho 5, ho 6, ma l'ha sempre fatto, milioni di euro in cassa che non posso spendere per il patto di stabilità.
Il patto di stabilità è una grossa rogna e poi magari ne parleremo anche in un'altra occasione, lo sappiamo per tutti gli enti, però nel caso di Mogliano, che ha decine di milioni di euro di debiti, ha una società partecipata come SPL che deve andare in liquidazione lunga per 20 anni, che ha mezzo patrimonio immobiliare comunale dentro, quei 5 milioni di euro sono lì a garanzia delle banche, parliamoci chiaro, cioè se un domani gli enti italiani cominciassero a fallire, quei soldi che sono stati accumulati là serviranno a calmierare la situazione debitoria. I comuni che amministrano bene, e tanto per farvi un inciso, non l'abbiamo stilata io e Gigi che non siamo a favore dell'amministrazione, ma una classifica della provincia di Treviso di, correggimi se sbaglio, 2 o 3 anni fa, che stabiliva in base a dei criteri oggettivi se un'amministrazione comunale lavorava bene o male, ha posto il comune di Mogliano al 91esimo posto su 95. Ora, e non vi dico che... Aggiungo poi, scusate, è uscita nel 2012 il decreto dei comuni virtuosi, in Mogliano non c'è nemmeno, cioè, era proprio, ecco. Scusate, cioè, No. 148 comuni, Mogliano non esiste, scusami. Non vi dico che tra l'altro l'imbarazzo è che tra questi comuni, tra i comuni più grandi sono tutti molto più in alto di Mogliano. Mogliano è quasi una città, possiamo chiamarla una città, e vedere che scivola così in basso in una classifica su una buona amministrazione basata su dei criteri oggettivi vuol dire che si lavora veramente male. Le cose che bisogna fare sono anche guardare al futuro. Uno dei problemi di questa città è che non si è mai guardato al futuro, ma non in termini generali, guardiamo il futuro, le nuove generazioni, ma in termini di cosa si lascia alle amministrazioni successive. Uno degli errori è stato anche governare, parlo soprattutto delle ultime 2 amministrazioni, ma forse si potrebbe andare anche più indietro nel tempo, senza pensare che dopo sarebbe arrivato qualcuno. Faccio un esempio tecnico. A un certo punto si è deciso di passare da un mutuo, da una serie di mutui, ad un derivato finanziario. Qual era il gioco? Era che questo derivato finanziario era un prodotto finanziario speculativo, altamente speculativo, che sul momento avrebbe dato dei vantaggi in termini economici, quindi soldi che un sindaco poteva spendere subito per farsi bello. Qual è il problema? Che come tutti i prodotti altamente speculativi tu stai giocando alla roulette, in questo caso alla roulette russa, cioè con un proiettile nel caricatore e la pistola puntata alla testa. Hanno scommesso sul rialzo dei tassi di interessi, c'è stata la crisi, i tassi di interessi sono crollati e noi oggi invece di avere un mutuo che avremmo dovuto pagarci e non ci avremmo guadagnato niente sul momento, per assecondare gli istinti di propaganda del sindaco Azzolini abbiamo un derivato finanziario che è in straperdita da ormai 6 o 7 anni e che non sappiamo neanche quanto valga in negativo, perché sono prodotti che finché non li metti sul mercato e finché non li rinegozi non sai quanto vanno a valere. Ora, perché vi ho detto questo? Perché a un certo punto, se andiamo su, nella mia idea di amministrazione c'è il fatto che questo prodotto, che potremmo ha una durata di altri 20 anni, uno potrebbe dire ma lo lascio a quello che viene dopo. Secondo me no, perché guardare il futuro vuol dire anche prendersi le responsabilità anche per gli sbagli di chi ci ha preceduto e, ad esempio, nel caso del derivato, andare a vedere di quanto si perde e cercare di modificarne la forma, rinegoziarlo e andare a pagare anche lì degli errori che non si sono fatti, ma per evitare che ricadano sul futuro, peggiorando. SPL, ma poi chiudo e lascio la parola a Rita, scusate. SPL adesso ha un pezzo del patrimonio immobiliare comunale, tra cui il centro giovani, Villa Longobardi, eccetera, che sono lì a garanzia delle banche. Non si possono toccare perché non sono del comune. Quindi chiunque vorrà fare qualcosa per il centro giovani, Villa Longobardi e per la città in generale, dovrà o ricomprarseli o fare un accordo con una società del comune che è in liquidazione, diciamo del comune, ma in realtà delle banche. Perché? Perché anche lì si è pensato solamente al momento istantaneo. Hanno fatto un errore nel come hanno gestito il loro bilancio, hanno avuto bisogno di una liquidità istantanea e hanno deciso che la cosa più intelligente da fare era aprire un altro mutuo a una società dandogli dei beni immobili che sono stati incamerati e poi sono rimasti lì. Io in queste cose qui non vedo la buona amministrazione, non vedo l'onestà intellettuale, non si può dire che siano atti disonesti, ma sono atti che remano contro la città. E chiunque domani dovrà amministrare non solo
per la parte politica su cui siamo tutti d'accordo, ma per la città nel futuro, che potrà anche cambiare parte politica, ma che avrà delle cose che noi avremo fatto che rimarranno sulle spalle dei cittadini. E in questi termini di onestà nel senso massimo del termine, per quello che posso dire, e di vera presa di carico di quello che è un comune e degli atti che portano a conseguenze in tutti i decenni successivi, chiudo e passo la parola a Rita e aspetto le domande. Si sente la mia voce, io invece devo utilizzare il microfono perché la mia voce è molto... Ecco, allora io sono Rita Fazzello e non vi preoccupate perché non ripeterò tutte le cose che sono state dette da Carola e da Arthur, che condivido naturalmente perché il programma è stato condiviso e di conseguenza preferisco che il tempo sia impegnato rispondendo alle vostre domande. Io ringrazio SEL per aver voluto questo incontro, che sicuramente sarà produttivo così per le scelte future di SEL, ma credo sia utile anche per noi cominciare a conoscerci e a confrontarci. Io sono Rita Fazzello, credo che quasi tutti mi conoscano perché ho gestito per parecchi anni la scuola pubblica moglianese e quindi credo di poter dire tranquillamente che amo la concretezza e che credo che nel rispetto delle leggi si possa fare molto nel comune, così come in qualsiasi servizio pubblico. Quindi penso che a qualsiasi età la partecipazione attiva sia importante e vantaggiosa e nessuna esclusa. Ecco. L'importante è invece, quello che loro hanno così bene detto, fare in modo che nel ruolo che si ricopre praticamente gli altri siano protagonisti, che vi sia capacità di ascolto, di interazione, in modo tale appunto che poi le scelte siano davvero delle scelte operative e che siano in grado di cambiare la realtà e che siano in grado di assicurare a questa nostra città davvero una nuova qualità e un nuovo benessere. La mia candidatura è stata espressa da Mogliano Democratica, che è una lista civica che ha 2 consiglieri attualmente in consiglio comunale e che si muove appunto rispetto ai valori di cui parlavo. E vorrei, prima di passare proprio la parola a voi, fare alcune riflessioni sulla situazione così come si presenta in questo momento per quanto riguarda le scadenze che ci aspettano. Allora, osservavo il fatto che in questi giorni si sta dimostrando che non è vero che Mogliano si è addormentata rispetto al modo di governare di questa attuale amministrazione, no? Era una preoccupazione che era stata espressa da molti. In realtà le candidature che sono emerse fino a questo momento non sono poche, sono parecchie, sono tutte candidature alle posizioni rispetto a questa maggioranza, sono fatte prevalentemente di giovani, rispettano anche le pari opportunità, ci sono delle donne, ecco, e questo secondo me è una risposta sulla quale l'amministrazione farebbe bene a meditare. In ogni caso i moglianesi non si sono addormentati, si stanno organizzando. Direi fra l'altro che in questo panorama di partecipazione la parte più importante, vorrei dire dal mio punto di vista positiva, è quella della coalizione di centrosinistra che si è compattata e secondo me questo è molto molto importante in questa fase, ma lo sarà ancora di più se continueremo a lavorare in maniera leale come abbiamo cominciato e se affronteremo così le primarie e se dalle primarie emergerà un candidato che tutti sosterremo realmente, soprattutto se magari
io mi auguro, vincendo le elezioni di primavera, si possa governare poi il comune, perché non è soltanto importante andare d'accordo prima, ma è molto importante realizzare tutte le belle cose, le linee di indirizzo espresse nel programma. Ecco, a questo proposito anche un'altra piccola aggiunta di carattere generale. L'ha detto Arthur nella sua conferenza stampa, però lo abbiamo un po' ribadito tutti, e cioè il fatto che sicuramente questa amministrazione ha distrutto molto. Non ha fatto altro che escogitare espedienti per restare sempre all'attenzione della stampa, della televisione, con cose di piccolo rilievo ma anche abbastanza gravi, ecco, con affermazioni spesso diciamo così senza fondamento, utilizzando soldi non solo come ha detto Arthur nella Carola, ma anche per dei referendum che poi tra l'altro non erano neanche condivisi in giunta né tantomeno in consiglio comunale, cosa molto grave su temi anche molto delicati da trattare con molta attenzione e molto rispetto. Mi riferisco ai temi della sicurezza, ai temi della diciamo sì, non è soltanto la prostituzione, è proprio la tutela anche dei minori rispetto a certe delinquenze, ecco. Quindi dicevo che questa amministrazione davvero ha distrutto molto, non ha dato delle risposte e invece ha fatto molto a livello, una volta si diceva clientelare, no? Ecco. E non ha assolutamente mantenuto alcuna delle promesse fatte durante il mandato, perché quindi qualcosa si poteva anche salvare, ecco. Questo non è stato fatto. Allora credo che chiunque si troverà a governare dovrà fare molta attenzione, perché non è facile ricostruire, restituire a Mogliano la sua dignità facendo delle promesse che poi dopo è difficile mantenere. Bisogna essere molto sinceri, molto precisi su questo, quindi le vostre domande ci permetteranno di approfondire, ma non credo che questa sera si voglia dare delle risposte, perché nessuno di noi ha in tasca diciamo il protocollo migliore per realizzare un futuro, uno sviluppo italiano il migliore possibile. Ecco, quindi attenzione a che cosa, su quali macerie il futuro sindaco e la futura coalizione si troverà a governare. Io mi fermerei a questo punto dicendo appunto che ecco, l'augurio che io faccio è proprio questo, quello di diventare una squadra, perché diventando una squadra siamo i primi a dimostrare che effettivamente la democrazia partecipata è un valore possibile e quindi potremo anche ottenere quello che diceva Carola prima, e cioè di fare in modo che i cittadini, attraverso le consulte, attraverso le associazioni, attraverso i loro rappresentanti, restituendo dignità ai quartieri, quella vera, il ruolo vero dei quartieri, facendo contare anche i più piccoli, perché c'è un consiglio comunale dei ragazzi che può davvero fare la migliore educazione civica. Mi fermo qui come ho promesso.